Buongiorno dal telegiornale del quotidiano La Nazione siciliana, alle notizie della Sicilia in 3 minuti. Il terzo polo imbarca il re dei populisti. Il turbopopulista Cateno De Luca ha incontrato ieri a Roma Carlo Calenda, leader di Azione. I due, ha detto De Luca, avrebbero parlato anche di elezioni europee. L'incontro fra il paio con le dichiarazioni del responsabile di Italia Viva Davide Faraone, secondo il quale De Luca è un interlocutore naturale. Si capisce che per raggiungere lo sbarramento si è disposti a fare qualsiasi alleanza, ma che le forze politiche del terzo polo, che si dichiarano da sempre nemiche giurate delle forze populiste, provino ad imbarcare il più populista di tutti, appare francamente molto triste. Manca solo Miccichè. Ieri è esplosa la polemica tra il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso e il deputato di Italia Viva Davide Faraone. Faraone si dichiara contrario a qualsiasi modifica di assessori a Palermo, che era invece stata richiesta da Forza Italia e garantita dal sindaco La Galla. L'intervento immotivato di Faraone provoca stupore in città e l'ovvia risposta piccata di Caruso, che rivendica il diritto del partito a cambiare i propri rappresentanti. Ma qualcuno inizia a sussurrare che l'intervento di Faraone mascheri la difesa degli assessori miccicheiani. Non sarà che nel terzo polo, insieme a Cateno De Luca, stia arrivando anche Miccichè? Arrestato per mazzette, subito espulso dalla DC. Ieri a Palermo 6 arresti domiciliari e il sequestro di oltre 900.000 euro per corruzione e mazzette nella concessione delle pensioni di invalidità civile. Tra gli altri arrestato per corruzione e falso Agostino Genova, già coordinatore dell'ufficio invalidi civili dell'ASP. Genova è un noto politico di Palermo, da sempre girovago tra i partiti, assessore a Partinico e dirigente della Democrazia Cristiana di Cuffaro. L'elemento di novità positiva è che sulla base delle prime evidenze la DC lo ha subito espulso. 422 milioni dal riaccertamento residui passivi. Il presidente Schifani ha comunicato il completamento del riaccertamento parziale dei residui passivi della regione al 31 dicembre 2022. Questo ha liberato 422 milioni per i mandati di pagamento alle imprese creditrici della regione da parte di ben 17 dipartimenti regionali. Il riaccertamento finale sarà completato entro il mese di giugno. Costruttori edili apprezzano Schifani e Falcone. L'ANCE, Associazione dei Costruttori Edili della Sicilia, ha espresso il suo apprezzamento nei confronti del governo Schifani per il recepimento con modifiche da parte della Giunta del nuovo Codice Nazionale degli Appalti Pubblici. Se l'ARS approverà in fretta il provvedimento consultando le parti sociali interessate, dice l'ANCE, si eviterà un pericoloso vuoto normativo. Commentato positivamente dall'ANCE anche il riaccertamento dei residui che ha consentito l'avvio dei pagamenti alle aziende creditrici. Altre 6 navi della Caronte fermate dai magistrati. La magistratura di Messina ha disposto il fermo senza possibilità d'uso di 6 traghetti della Caronte Tourist che facevano servizio per le isole minori. L'obiettivo è coprire la cifra prevista dal sequestro disposto nei giorni scorsi. Il risultato è di centinaia di turisti a terra e pesanti difficoltà nel trasporto merci. La vicenda nasce dal sequestro di 3 navi mancanti dei requisiti per trasportare persone con mobilità ridotta. Il sequestro, che blocca un servizio indispensabile, appare una misura francamente esagerata. Il governo regionale si è subito attivato per la riduzione dei disagi. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.